Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro quotidiano appuntamento con Onda Libera. Vediamo di approfondire un tema del quale peraltro ha già parlato con voi anche poco fa Alessandro Morelli, ovvero il discorso delle pensioni, ma siccome ci sono diverse fonti, il discorso delle pensioni, il taglio delle pensioni per fare cassa, ma siccome diverse sono le fonti e le possibilità, cerchiamo di portarci avanti in attesa di sapere se e come e quando si interverrà su questo punto, cioè si chiederà ancora ai pensionati di mettere mano alla loro pensione. In che modo? Cerchiamo di capirlo mettendo insieme le varie ipotesi che circolano sui quotidiani di oggi. Intanto però la prima pagina dell'Ansa, che si apre con il primo piano sugli Stati Uniti, il giovane nero ucciso, spunta un video, Obama chiede un'inchiesta indipendente, autopsia su Michael Brown, raggiunto da 6 proiettili, 2 alla testa, con marijuana in corpo, scrive anche un quotidiano oggi. Mentre, sempre in primo piano sull'Ansa di stamani, le parole del presidente del Consiglio italiano Renzi: i giornali d'agosto sono pieni di progetti segreti del governo, talmente segreti che non li conosce neanche il governo. Non esiste, ma de che? Sono i 2 hashtag su Twitter di Matteo Renzi, che prende posizione rispetto alle intenzioni del governo apparse sui quotidiani. Nessuna trattativa in corso tra Roma e Bruxelles per strappare all'Unione Europea un allentamento delle regole di bilancio. Non esiste, ma de che? Twitta il simpatico Presidente del Consiglio. Poi c'è il grido del Papa, siamo alla terza guerra mondiale, ancora 2 o 3 anni di popolarità e poi me ne vado alla casa del padre, ha detto a sua volta il pontefice Francesco I, mentre per quanto concerne il dato finanziario la borsa di Milano apre in rialzo più 0,25% e non c'è molto altro in primo piano sull'Ansa di stamani. Veniamo dunque all'argomento fare cassa attraverso le pensioni. Partiamo dal cercare di capire qual è il livello della famosa asticella di cui ha parlato il ministro del lavoro Poletti, che per primo ha messo in circolo l'ipotesi di toccare le pensioni, perché sarà vero che il Presidente del Consiglio si stupisce, ma de che non esiste, però a mettere in circolo l'idea di toccare le pensioni non è stata la stampa fantasiosa, è stato il ministro del lavoro Giuliano Poletti, il numero 1 delle cooperative incidentalmente rosse, che peraltro nessuno ha stigmatizzato in quanto facente capo a lui un bel conflittone di interessi. Il primo provvedimento del governo Renzi è stato un decreto che ha molto facilitato l'opera di reclutamento di manodopera, scusate il gioco di parole, da parte delle cooperative, delle quali il ministro del lavoro Poletti si intende bene, il famoso decreto Poletti, che è andato a toccare un settore sul quale Poletti ha regnato per decenni, ma nessun conflitto di interessi naturalmente. Per quanto concerne le pensioni, visto che l'ha detto il ministro del lavoro, non è che sia partita una idea campata per aria, l'ha lanciata nel dibattito, per così dire, ne ha parlato il ministro del lavoro. Sono circa 3 milioni, secondo il Secolo XIX di Genova, che mette la questione giustamente in prima pagina, sono circa 3 milioni i pensionati che rischiano di pagare il contributo di solidarietà allo studio del governo. Ma, come vedremo, dipende da quale sarà la scelta effettiva, perché diverse sono le ipotesi su come intervenire sulle pensioni per fare cassa. Ci sono almeno 3 ipotesi, scrive per esempio il Sole 24 Ore, e in una di queste ipotesi la platea, per così dire, cioè il numero dei pensionati che sarebbero toccati, è molto superiore a 3 milioni, si arriva fino a 16 milioni di pensioni, ma ci arriviamo. Intanto il quotidiano genovese, che giustamente mette in prima pagina il tema, parla di 3 milioni di pensionati che rischiano di pagare questo contributo di solidarietà. Il capitolo pensioni è stato aperto ufficialmente dal ministro del lavoro Poletti, ma anche il Ministero del Tesoro sta facendo i conti, i calcoli su cosa? Su quanto si può incassare con un prelievo, con una tassa, chiamatela come volete, una rapina, sugli assegni più alti. Gli assegni più alti non sarebbero solo quelli d'oro e neanche quelli d'argento, sarebbero perfino quelli di piombo, scrive il Secolo XIX di Genova.
perché l'obiettivo è recuperare più o meno le cifre che sono state ipotizzate dal commissario al taglio della spesa alla spending review Cottarelli nel suo primo rapporto sui tagli, poi bocciato dal premier Renzi. Si parla insomma di 3 miliardi in 3 anni, da qui al 2016, ma anche di più, considerando che il commissario Cottarelli faceva partire il contributo sul 25% dei pensionati da maggio di quest'anno. Acqua passata, ma i numeri rimangono validi, perché il governo ha deciso di riaprire la pratica dei contributi di solidarietà dalle pensioni. Servono soldi per gli esodati, per i professori della famosa quota 96, bloccati in mezzo al guado dalla riforma Fornero, peraltro non ha toccato solo loro. In realtà Poletti vorrebbe rendere più flessibili i requisiti per andare in pensione, rendendo meno pesanti gli eventuali tagli delle pensioni con risposte in anticipo rispetto ai tempi imposti dalla riforma del 2011. Un intervento sollecitato anche da molte grandi aziende che dovrebbe marciare di pari passo con la riforma degli ammortizzatori sociali, che partirà l'anno prossimo con il famoso Jobs Act. La sostanza è che servono soldi e ne servono molti, ma i 10 miliardi di bonus da 80 euro da pagare nel 2015 sono un'ipoteca per tutti gli altri capitoli di spesa. Risultato, il ministro Poletti dovrà cercare i quattrini fuori dal recinto dei tagli che servono per il bonus e dagli altri esborsi non comprimibili, cioè non tagliabili. In sostanza, se i 10 miliardi servono per il bonus, le altre risorse vanno cercate grattando in più, evidentemente. Non ci vuole uno studio particolare per capire che va coperto il bonus da 80 euro che il governo vuol rendere permanente, quindi gli eventuali buchi ulteriori vanno riempiti con altre risorse. A questo proposito anche Libero cerca di capire quali saranno i tagli alle pensioni, e i tagli alle pensioni, se ci saranno, dovranno essere sulle pensioni fino a 2.000 euro netti, scrive Libero, perché altrimenti le risorse non si raccolgono a sufficienza. L'INPS infatti paga soltanto 8.559 pensioni che sono superiori ai 10.000 euro mensili. In totale valgono 1 miliardo e 300 milioni di euro. Un prelievo pari al 50%, e in quanto tale sarebbe a forte rischio di illegittimità, delle super pensioni, garantirebbe un bottino da 661 milioni all'anno. Volendo invece abbassare la famosa asticella per l'intervento e chiedendo un contributo magari al 20% alle pensioni che galleggiano nella fascia che va da 5.000 a 10.000 euro al mese, si metterebbe insieme un gruzzoletto pari a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Le pensioni che stanno tra 5.000 e 10.000 euro al mese sono infatti 164.770 e pesano sulle casse pubbliche per 12 miliardi e 400 milioni. Il grosso delle pensioni pagate in Italia sono molto più basse. Quasi 16 milioni di assegni pensionistici, 15 milioni e 800 mila, si trovano sotto la soglia dei 1.000 euro al mese. Il 33% di queste non arriva a 500 euro. Di certo a queste persone non si può chiedere più nulla, scrive Paolo Emilio Russo su Libero. Non è dunque coi maxi prelievi sulle maxi pensioni che si potrà fare cassa, ma, come teme qualcuno, si potrà far cassa soltanto colpendo le pensioni da 2.000 euro netti in su, quelle del cosiddetto ceto medio. Forse è per questa ragione che, dopo il collega di governo che ha seminato il panico e il centrodestra che è insorto, il vice ministro dell'economia Morando ha frenato, dicendo di escludere che il governo abbia allo studio un intervento sulle pensioni. Sta di fatto che le pensioni in Italia sono suddivise in questo modo. Fino a 1.433 euro al mese il numero dei pensionati è di 11.290.000. L'importo complessivo pagato 114 miliardi 635 milioni. Le pensioni tra 1.443 e 2.405 euro sono 3 milioni 813 mila. Importo pagato 90 miliardi 724 milioni. Da 2.405 a 5.291 euro
1.291.000 pensioni per 52 miliardi e 811 milioni di euro pagati. Se saliamo ancora da 5.291 a 10.101 euro al mese di pensione, sono 127.200 le pensioni pagate, per un totale di 10 miliardi e 755 milioni. Le pensioni superiori a 10.101 euro sono 9.008 per un totale di 1 miliardo e mezzo. Insomma, la sintesi è: se si deve fare cassa bisogna abbassare, e non di poco, la famosa asticella. Sulla riforma delle pensioni però si sofferma anche, come dicevamo, il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, che parla di un tris di possibili interventi, che non significa che o l'uno o l'altro, possono essere anche mixati tra di loro. Un intervento di un certo tipo insieme a un intervento di un altro tipo. Quali sono allora le ipotesi allo studio del governo? Data la premessa che, scrive il quotidiano di Confindustria, ancora su questo punto la trattativa all'interno del governo non è partita, ma le ipotesi in campo sono sostanzialmente tre, anzi almeno tre, perché l'una non esclude l'altra, o l'altra ancora. La prima ipotesi: contributo di solidarietà sugli assegni oltre una certa soglia, la famosa asticella. Seconda ipotesi, che è quella che rilancia invece oggi Repubblica in prima pagina: ricalcolare col metodo contributivo pieno i trattamenti già in essere, che sono invece stati calcolati col metodo retributivo, le vecchie regole, o misto, e sono la stragrande totalità, perché se si ricalcola oggi, non la stragrande totalità, chiedo scusa, sono la maggior parte, la grandissima parte delle pensioni in essere, perché le pensioni totalmente contributive, cioè con le regole cosiddette del contributivo, versi e avrai come pensione in proporzione a quello che hai versato, fermo restando che anche il famoso metodo retributivo per tantissimi lavoratori che hanno lavorato 40 anni non è che sta generando effetti di grande ricchezza, perché se uno somma i versamenti fatti in 40 o 42 anni di lavoro, poi dice vabbè, datemeli in mano, a sto punto, tali e quali, rivalutati normalmente con l'indice Istat, che ci penso io. Detto questo, che il metodo retributivo non è sinonimo di furto per definizione, per chi ha lavorato 40 o 42 anni. Certamente i calcoli fatti col contributivo sono più penalizzanti per chi riceve la pensione, quindi diciamo che il furto è maggiore rispetto al retributivo. Non è che uno è il furto e quell'altro è la giustizia, sono due tipi di furto su basi di calcolo un po' diverse. Comunque le ipotesi sul tavolo del governo al momento per tagliare le pensioni sono tre. La prima, dicevamo, si stabilisce l'asticella, si tira una riga, sopra questa soglia di pensione scatta il contributo definito di solidarietà. Seconda ipotesi: tu sei in pensione col vecchio metodo, le vecchie regole dette retributive o miste, perché c'hai una parte di carriera fatta col metodo retributivo e quell'altra col metodo contributivo, ricalcoliamo tutto col metodo contributivo, cioè ti rapiniamo sulla base del fatto che facciamo valere le regole che non valevano quando sei andato in pensione tu, le facciamo valere da adesso, ti rapiniamo sostanzialmente, o come scrive più elegantemente Piero Stellino sul Corriere, stracciamo il contratto che abbiamo fatto prima, ne facciamo un altro per metterti le mani in tasca sostanzialmente. Terza possibilità: il prestito pensionistico. Questa qui è la più barocca, più ambigua, diciamo così. Era la proposta fatta dall'allora ministro del lavoro ed ex presidente dell'Istat Giovannini. In sostanza, utilizzare le risorse recuperate comunque da un taglio delle pensioni per risolvere in maniera definitiva la grana degli esodati frutto della riforma Fornero. Il prestito pensionistico era la formula elegante trovata dall'ex ministro Giovannini, che sa un po' di artificio verbale, così come si parla di contributo di solidarietà, in sostanza è un taglio, cioè una tassa, una rapina, diciamo così, ai danni dei pensionati. Queste ipotesi sono contemporaneamente in campo, nel senso che un'ipotesi non esclude l'altra, scrive il Sole 24 Ore, si può fare un intervento mixando queste tre possibilità. Partendo dal punto 1, contributo di solidarietà. In sostanza è un prelievo forzoso sugli assegni più elevati, dipende da dove si mette l'asticella, ma un prelievo forzoso già esiste ed è quello introdotto con la legge di stabilità, cioè la finanziaria 2014, dal governo Letta. Il prelievo vale per le pensioni oltre i 90.000 euro lordi annui, dopo peraltro che la Corte Costituzionale aveva bocciato un'analoga misura voluta dal ministro Tremonti e dal premier Berlusconi e confermata da Mario Monti. Letta ha rivisto l'intera materia, però ha introdotto sostanzialmente il contributo
cosiddetto di solidarietà per le pensioni superiori a 90.000 euro lordi. Attualmente chi percepisce tra 14 e 20 volte il trattamento minimo INPS, cioè tra 7 e 10.000 euro lordi mensili, deve rinunciare al 6% dell'importo, che sale al 12% per chi percepisce una pensione tra 20 e 30 volte il minimo, pari a 14.800 euro, 18% per chi supera questa soglia. A questo punto il governo Renzi potrebbe decidere di rendere questo intervento meno simbolico, scrive il Sole 24 Ore, cioè di aggravare le regole introdotte dal governo Letta. Il governo Letta fa pagare da 90.000 euro lordi in su. Renzi abbasserebbe la famosa asticella, abbassandola appunto fino a 3.000-3.500 euro, ma secondo i calcoli che fa giustamente Libero non ci arriviamo. L'asticella deve essere ulteriormente abbassata, bisogna arrivare almeno a 2.000 euro per fare cassa. Una proposta del resto di questo genere l'aveva fatta uno delle menti economiche del governo Renzi, vale a dire il deputato ex McKinsey Joram Gutgeld, consigliere economico del Presidente del Consiglio, il quale aveva pensato a un taglio del 10% e anche a un'altra misura che è stata molto simpatica ai pensionati, anche a quelli che prendono molto meno di 3.000 euro e che è già in vigore, cioè la mancata indicizzazione degli assegni pensionistici, il fatto che non vengono adeguati al costo della vita, in estrema sintesi. L'indicizzazione, cioè il mancato, la mancata indicizzazione, cioè il non adeguamento delle pensioni al costo della vita, varrebbe anche in questo caso oltre la famosa asticella. C'è da capire dove verrà messa questa asticella. In alternativa o insieme a questo si potrebbe anche pensare a una stretta sulle pensioni già in corso di erogazione, calcolate secondo il metodo retributivo o misto. È il discorso che facevamo prima. Se uno è andato in pensione con il metodo retributivo oppure misto, parte di carriera secondo il metodo retributivo, altra parte secondo il metodo contributivo, gli calcoliamo tutto secondo il più rigido e penalizzante per lui metodo contributivo. Si tratta in sostanza in questo caso di decurtare, tagliare le pensioni di un tot rispetto allo scostamento da pensioni analoghe che sarebbero calcolate con il contributivo. Una proposta del genere è venuta dagli economisti del sito lavoce.info, Tito Boeri, Fabrizio Patriarca e Stefano Patriarca, i quali ipotizzano un contributo, cioè un taglio, pari al 20% della differenza sulle pensioni tra 2 e 3.000 euro, cioè tu sei andato in pensione con quelle regole, retributive o miste, adesso ti calcolo il tutto secondo le regole contributive, perciò ti taglio di quanto? Del 20% se tu hai una pensione tra 2 e 3.000 euro, del 30% se prendi tra 3 e 5.000 euro, del 50% oltre tale livello. Peraltro, a naso, se ancora esiste un mezzo stato di diritto, tutte queste misure che intervengono su realtà così consolidate e peraltro frutto di leggi precedenti e per importi così elevati dovrebbero essere strabocciate da una qualsiasi Corte Costituzionale. Non è detto, dovrebbero, perché in effetti la riforma Fornero, che introduceva disparità, non l'ha bocciata nessuno, ad ogni modo tranne coloro che hanno firmato il referendum della Lega per abolirla la riforma Fornero, e lo celebreremo il referendum. Terza ipotesi, appunto, il prestito ipotizzato dall'ex ministro Giovannini per risolvere una volta per tutte il problema esodati. Quando si decide se si adotta l'ipotesi A, l'ipotesi B, l'ipotesi C o un mix fra queste tre ipotesi e quale di queste tre mixate con quale altra, si decide con la prossima legge di stabilità, ovvero con la prossima finanziaria. Però ciò che è interessante è che è utile anche cominciare a capire è che per fare cassa, il concetto è molto semplice, per fare cassa devi prelevare sul maggior numero possibile di pensioni, quindi è una totale ipocrisia parlare di contributo di solidarietà se tu mi abbassi la famosa asticella sopra la quale far partire i tagli delle pensioni sempre più in basso. Non è un contributo di solidarietà, è una rapina di massa sostanzialmente a danno dei pensionati. E il Sole 24 Ore in questo è onesto oggi perché parla di 15 milioni di pensioni da ritoccare, da rivedere, che non è poca roba. I conti sarebbero da rifare per almeno 15 milioni di pensionati. Potrebbero essere circa 15 milioni gli assegni pensionistici interessati dal ricalcolo della pensione secondo il metodo contributivo al posto del sistema retributivo. Se venissero però coinvolti anche gli assegni pensionistici misti, cioè chi ha fatto metà carriera in un modo
retributivo e quell'altra col nuovo sistema, allora la cifra, il numero delle persone, dei pensionati coinvolti, salirebbe a 16 milioni e mezzo. Secondo i dati del rapporto annuale dell'anno scorso dell'INPS, sono 12 milioni e 700 mila le pensioni che vengono pagate con il metodo retributivo dal settore privato, tra l'altro. La quasi totalità dei 14,2 milioni che sono iscritti alla gestione privata dell'INPS. A costoro vanno aggiunti i pensionati pubblici, ex INPDAP, e i pochi dell'ex ENPALS, cioè sportivi e gente di spettacolo. I pensionati con il contributivo puro sono per ora una minoranza. Nella gestione separata INPS ce ne sono 356.000, oltre 1 milione circa che beneficiano del sistema misto. In sostanza, se si applica quell'idea lì di Boeri e compagnia di ricalcolare le pensioni esistenti con il metodo contributivo, cioè con regole diverse da quelle che sono valse la pensione a chi già la percepisce, la platea delle persone toccate potrebbe essere molto molto ampia, cioè 16 milioni e mezzo di pensionati. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio, Don Matteo, twitta "ma de che non esiste", a proposito di conti pubblici e tutto il resto e di invenzioni dei giornali d'agosto. Però è stato intanto il suo ministro del lavoro, il compagno Poletti, a lanciare il tema "grattiamo le pensioni", e più in generale è tutto un gratta-gratta, perché pare di capire che le mirabolanti decisioni fin qui assunte, quali siano poi è facile enumerarle perché sono poche, ma comunque le mirabolanti decisioni e iniziative di governo fin qui assunte dal Presidente del Consiglio e dal governo Renzi in generale necessitano, nel migliore delle ipotesi, di coperture. Il famoso bonus da 80 euro è ancora scoperto finanziariamente parlando, va coperto, e per coprire un buco bisogna grattare dall'altra parte per riempirlo, e quindi è tutto un gratta-gratta, non solo le pensioni ma anche la questione degli sgravi fiscali, cioè detrazioni e deduzioni fiscali, che sono una forma di tassazione, perché se tu mi togli una detrazione o una deduzione significa che mi metti una tassa in più, in sostanza, perché io devo pagare di più. Si parla in questo caso di clausola di salvaguardia, cioè se tutte le altre mirabolanti iniziative per coprire la spesa, tagliare la spesa, spending review, cottarelli, revisione della spesa pubblica non vanno in porto, scatta la clausola cosiddetta di salvaguardia, cioè la mannaia automatica. Se i risparmi di spesa non vengono ottenuti, si coprono automaticamente i soldi che si dovevano incassare con la spesa tagliata e che non è stata tagliata attraverso che cosa? La riduzione delle detrazioni e deduzioni fiscali, per esempio, l'aumento delle accise sulle sigarette, la benzina e via dicendo. Sono clausole che scattano automaticamente. Per quanto concerne le detrazioni e deduzioni fiscali, si ragiona intorno a una cifra di 20 miliardi. Gli sgravi fiscali a rischio
Pronti tagli per 20 miliardi, scrive oggi Antonio Signorini sul Giornale, il Ministero dell'Economia sta pensando a una diminuzione delle detrazioni, che per il contribuente significa aumento della pressione fiscale. Questo per quanto riguarda i conti pubblici, in estrema sintesi, per quel che è di giornata, mentre va segnalato, sempre a proposito di conti pubblici, di riforme e di iniziative del governo, il dossier curato da Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, nel quale nella prima parte si cerca di dimostrare che le riforme portate avanti da Renzi sono esattamente coincidenti con i diktat di una celeberrima banca d'affari, la JP Morgan statunitense, così come statunitense è un po' l'orizzonte di riferimento del Presidente del Consiglio. Fatto tutto all'italiana, perché in Italia è stato introdotto Renzi dal punto di vista mediatico da Alan Friedman, il celeberrimo giornalista più italo che statunitense, diciamo così, ma comunque statunitense, che ha avuto il suo boom, qualcuno dice non a caso, fra i dietrologi nella stagione di Mani Pulite, e poi è riemerso per lanciare mediaticamente il governo Renzi, definendolo l'ammazzatore di Gattopardi, cioè uno che addirittura avrebbe sanato uno dei mali storici italiani fin da prima dell'unità d'Italia, il gattopardismo, di ispirazione non solo siciliana, perché è diventato un comportamento schiettamente italico, quello sì nazionale. Insomma, è arrivato l'uomo giusto, ci ha detto il giornalista americano, il Gattopardo viene ammazzato da questo signore qui, che ha fatto il sindaco di Firenze e che adesso fa il sindaco d'Italia, il premier, il presidente del Consiglio. Dunque, americano, statunitense è l'orizzonte di riferimento del signor Renzi, dice qualcuno. E anzi, Giorgio Meletti oggi cerca di dimostrare che più specificamente ancora, non solo americano, ma bancario americano è l'orizzonte di Renzi. E quello che sta facendo è esattamente coincidente con le ricette, guarda caso, che ha proposto la banca d'affari JP Morgan l'anno scorso. Il tutto naturalmente da adito a critiche di dietrologia, però l'articolo a pagina 4 del Fatto Quotidiano di oggi in effetti fa pensare, perché le ricette proposte dalla banca d'affari JP Morgan per l'Europa, ma anche specificamente per l'Italia, in effetti vanno nella direzione delle cosiddette riforme portate avanti da Renzi. La seconda parte del dossier curato da Giorgio Meletti invece fa più il punto sulle banche che amano Renzi. Affari, consigli e abbracci. La finanza d'oltreoceano, che ha indicato a Renzi la rotta riformatrice, adesso spera nei buoni uffici del nuovo arrivato, a partire dall'affare Etihad all'Italia. Vediamo di che si tratta, secondo quel che scrive Giorgio Meletti a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Il 26 maggio scorso, il giorno dopo le elezioni europee a spoglio ancora in corso, la banca d'affari JP Morgan, seconda al mondo dopo la Goldman Sachs, per inciso, i due che si sono trovati là nella magnifica villa tenuta di Draghi in Umbria, a questo punto vengono accomunati anche sotto il profilo dell'appartenenza a circoli che riconducono a banche d'affari, perché se Renzi sta attuando la ricetta della JP Morgan, Mario Draghi è stato uno dei massimi dirigenti della Goldman Sachs, ma anche Prodi, ma anche Gianni Letta, per andare bipartisan nei vari schieramenti politici che hanno governato in questi ultimi fantastici 20 anni. Goldman Sachs vuol dire anche Mario Draghi, oltre che Prodi e Letta naturalmente per quanto concerne l'Italia, e Giuliano Amato, non ce lo dimentichiamo. Comunque, Goldman Sachs è anche la banca d'affari che ha visto in Europa come numero uno proprio Mario Draghi. Cosa curiosa è che anche lì non è stata commentata un granché, è che la banca d'affari Goldman Sachs ha anche comprato parecchia roba dallo Stato italiano, dal Ministero del Tesoro, dove Draghi siedeva fino a poco tempo prima come molto potente direttore generale, gestendo gli anni 90 delle famose privatizzazioni con Amato, Ciampi e via dicendo. Quindi il signor Draghi, che ha fatto il direttore generale del Tesoro con metodi di gestione dei rapporti interpersonali anche piuttosto efficaci, perché tutti ricordiamo il ricordati che tieni famiglia, che Draghi disse a Biagio Agnes, secondo quel che raccontò Biagio Agnes a una commissione parlamentare di inchiesta, quella sull'affare Telecom, perché Agnes doveva essere invitato con quella formula simpatica ad andarsene, visto che doveva arrivare un uomo di Prodi alla Telecom a gestire l'affare Telecom Serbia e la privatizzazione più straordinaria della storia d'Italia, quella appunto di Telecom Italia, celebrata a suo tempo come la grande madre di tutte le privatizzazioni. Infatti
È stato un successone sia in termini di cassa sia in termini di strategia per il delicato settore importante, strategico, tecnologico delle telecomunicazioni. Abbiamo infatti la rete più schifosa d'Europa, prima pagina oggi di Avvenire, che certifica, si fa per dire perché lo sapevano tutti, questo dato. Comunque, al di là di questo, il signor Draghi, da direttore generale del Tesoro, si è occupato di cose di cui si è occupata anche la banca di cui è diventato numero 1 in Europa, comprando quelle cose, ovvero la Goldman Sachs. Detto questo, allora il 26 maggio scorso, scrive Giorgio Meletti oggi sul Fatto Quotidiano, a spoglio delle elezioni europee ancora in corso, la banca d'affari JP Morgan, che è la seconda banca d'affari del mondo dopo la succitata Goldman Sachs, ha emesso un curioso bollettino di vittoria e ha scritto, la banca d'affari in un suo report, in un suo resoconto testualmente, che, aperte virgolette, Matteo Renzi sarà a capo del partito più forte nel blocco socialista e questo gli darà un'importante influenza a livello europeo. Il suo risultato apre la possibilità che l'Italia abbia, insieme alla Germania, un ruolo più forte nella direzione generale della politica nell'Eurozona. Il giorno dopo, il premier italiano, nel corso di una cena informale di capi di governo a Bruxelles, si è rivolto ai suoi colleghi con parole simili a quelle del report della JP Morgan. Con la forza di guidare il partito che ha ottenuto il miglior risultato e governare il paese che ha la maggior affluenza alle urne, vi dico che anche chi ha votato per noi ha chiesto di cambiare l'Europa, ha detto Renzi. Questa consonanza fra la JP Morgan e le parole di Renzi dopo le europee aiuta a capire i nodi irrisolti nel rapporto tra il governo italiano e il sistema di potere sovranazionale che fissa le rotte europee. Il 28 maggio 2013, mentre Renzi si lanciava alla conquista della segreteria del Partito Democratico, la banca d'affari JP Morgan, scrive Meletti, ha pubblicato il documento di cui oggi peraltro il Fatto dà un'ampia sintesi. Quel documento conteneva prescrizioni, cioè ordini stringenti per le riforme da fare in Italia, a cominciare da quelle della Costituzione, frutto sorpassato di una vecchia epoca, troppo parlamentarista. Andava rafforzato il governo, diceva Goldman Sachs, JP Morgan, se non è zuppa è pan bagnato. Per continuare poi con la riforma della giustizia, della burocrazia, mercato del lavoro e legge elettorale. Ora, va anche detto che tutte queste indicazioni che danno le banche d'affari non sono poi tanto diverse da quelle della Banca Centrale Europea, della Commissione Europea, del Fondo Monetario, anzi il Fondo Monetario addirittura si è configurato in questi ultimi anni come un'istituzione finanziario-politica transnazionale meno rigida di certi ortodossissimi europei tipo BCE e tipo Commissione Europea. Comunque le ricette sono più o meno sempre le stesse, quindi non fa meraviglia che la JP Morgan dica quello che è stato detto in miliardi di altre occasioni da tante altre istituzioni, banche d'affari, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario. La ricetta è sempre quella. Ma all'inizio, diciamo così, di questa storia d'amore tra il mondo della finanza d'oltreoceano e Matteo Renzi, scrive ancora il Fatto Quotidiano, all'inizio c'è l'innamoramento di Renzi per il signor Tony Blair, che è il modello di Renzi. E in effetti Tony Blair è uno che con questo mondo della finanza si muove a meraviglia. Lo testimonia anche il fatto che sta guadagnando una barca di soldi da anni e anni e anni, da quando non è più il premier britannico. Nel 2011 il suo libro Fuori, il libro di Renzi, Fuori col punto esclamativo era il titolo del libro, opera immortale di Matteo Renzi, che fa impallidire un altro fiorentino, Dante Alighieri. Comunque nel 2011 un altro celeberrimo fiorentino, chi è Boccaccio? Nessuno, perché Renzi poi tra l'altro in questi anni ha trovato anche modo di scrivere non uno, ma più libri. Uno di questi si intitolava Fuori, col punto esclamativo, Raus, detto alla tedesca. Nel 2011 il libro di Renzi appunto inserisce Tony Blair in un pantheon di pensatori che va da Piero Calamandrei, tenetevi forte, all'arbitro di calcio Pierluigi Collina, passando per il Johnny Stecchino di Benigni. Questo è il pantheon, o comunque sono alcuni degli dei del pantheon di Matteo Renzi. Il 1 giugno del 2012, pochi giorni dopo l'annuncio che Renzi sfiderà Bersani per la candidatura a premier, Tony Blair ha concesso all'allievo Matteo un pranzo a quattro occhi.
Gli ho chiesto dei consigli, dirà poi Renzi. Blair, finita la carriera politica, è diventato un consulente di punta di una banca d'affari. Indovinate quale? La JP Morgan. E infatti Blair si è presentato a Firenze con il capo della JP Morgan, ovvero Jamie Dimon, uno degli gnomi, dei mostri, diciamo così, secondo alcuni, della finanza internazionale. Questo Jamie Dimon, famoso per le sue scorribande avventure, peraltro sopportate e fategli sopportare e fategli passare con una levità assoluta. In ogni caso Jamie Dimon insieme a Renzi ha incontrato alcuni potenti uomini della finanza italiana e internazionale in quel giugno del 2012. Non c'è nessuna dietrologia da fare, scrive a questo punto Giorgio Meletti. L'idea che negli uffici della JP Morgan ci sia il burattinaio che tira i fili del premier Renzi confligge con un semplice fatto: la Goldman Sachs non lo permetterebbe, e poi potrebbe essere il contrario, la JP Morgan che scommette su un emergente dal quale attendersi a tempo debito un occhio di riguardo. Le grandi banche non fanno solo documenti per spiegare ai popoli come governarsi, soprattutto fanno affari. Basta ricordare il ruolo di JP Morgan nel disastro del Monte dei Paschi di Siena, per il quale ha alcuni conti in sospeso con i tribunali italiani, la banca d'affari statunitense. E basti notare che Renzi, il 20 febbraio, prima ancora di giurare da Presidente del Consiglio, è corso a spiegare allo sceicco Khalun al-Mubarak che il suo governo non avrebbe ostacolato la scalata all'Alitalia di Etihad. Etihad ha naturalmente un advisor, un consulente, perché tutte le operazioni finanziario-industriali si fanno con l'advisor, col consulente. Volete sapere chi è il consulente di Etihad? Naturalmente è la banca d'affari JP Morgan. Renzi insegue in modo apparentemente disordinato, insomma, scrive Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, quei poteri forti che, secondo Massimo D'Alema, lo avrebbero scelto per liquidare la sinistra. Questo l'ha detto Massimo D'Alema. Massimo D'Alema ha dichiarato che i poteri forti del mondo finanziario bancario hanno scelto Renzi come terminale per liquidare la sinistra. Il 30 settembre del 2012, in pieno scontro con Bersani, aveva pronto un incontro fiorentino Renzi anche con l'ex presidente americano Bill Clinton. L'incontro però poi non si è tenuto. Avevamo messo in piedi l'incontro sulla base di una serie di rapporti, ma evitando che diventasse una specie di appoggio per le primarie, commentò Renzi, facendo il riservato, incredibilmente, una volta tanto. Il sospetto è forte, scrive Meletti, ma non possiamo dire con certezza se Renzi cercasse consigli o un selfie da mettere su Twitter con Clinton. Questa rimane l'ambiguità del personaggio Renzi, mentre cresce presso partner europei e poteri forti vari il dubbio che parli ai mass media anche quando guarda negli occhi loro, cioè i rappresentanti delle comunità che contano. Il sostegno di Blair a Renzi non è mai venuto meno. Quando Giorgio Napolitano incarica Renzi di formare il governo, si sbraccia per il giovanotto sponsorizzato dalla sua banca. L'Europa ha bisogno che l'Italia assuma il ruolo che le compete e i leader europei dovrebbero sostenere compatti Matteo mentre si assume la responsabilità per il futuro del suo paese. Il 1 aprile l'allievo Renzi invita a cena il maestro Blair all'ambasciata italiana a Londra il 1 aprile scorso. Blair in tempo reale spiega in un'intervista al quotidiano La Repubblica che la crisi darà a Matteo l'opportunità, ha detto testualmente Tony Blair, di compiere quei cambiamenti necessari che finora non sono stati fatti per le resistenze di lobby e interessi speciali. Poi però, conclude Giorgio Meletti in questo articolo che compare oggi a pagina 5 sul Fatto Quotidiano, poi però accadono due cose eccentriche rispetto alla ricetta ortodossa della banca JP Morgan. La prima è che Renzi, al momento del trionfo alle europee, dice basta col rigore, bisogna saper tener fuori gli investimenti dal patto di stabilità, apre insomma a un'operazione di stampo keynesiano di 150 miliardi in 5 anni per opere pubbliche e politica industriale. Più spesa pubblica? Keynesiano è un aggettivo che in casa JP Morgan non piace molto e neanche in casa Blair.
Dopodiché arriva il taglio agli incentivi delle energie rinnovabili retroattivi rispetto a patti ventennali firmati da precedenti governi. E questa è la cosa che tra gli investitori internazionali ha prodotto un alto tasso d'odio per l'Italia e i suoi politici. Ora Renzi deve decidere cosa dire ai prossimi vertici europei, ma i segnali sono già arrivati. Stravolgere la Costituzione secondo le direttive di JP Morgan potrebbe non bastare, scrive a questo punto il commentatore economico e giornalista economico del Fatto Quotidiano Giorgio Meletti. Sulla questione della finanza pubblica vi cito solo rapidamente a questo punto anche un articolo a pagina 4 del Sole 24 Ore di oggi. La crescita economica, i conti pubblici, il governo a caccia di risorse e l'ipotesi del piano per tagliare il debito negata dal governo, però il governo nega anche che ci sarà una manovra e la manovra ci dovrà essere per forza, per cui anche se si nega che si taglierà il debito con qualche forma di piano tra quelli che sono già circolati, poi non è detto che non lo si faccia, in ogni caso si vedrà. Ma c'è anche un'altra novità che ci si prospetta di fronte, ovvero quella di firmare un contratto. Il Presidente del Consiglio lo firmerebbe a nome di tutti noi, naturalmente, in quanto rappresentante dell'Italia con le istituzioni europee. Usare la parola contratto è sempre un po' azzardato, scrive oggi Giovanni Palombo sul Secolo XIX di Genova. Peraltro l'ipotesi di firmare un contratto con i poteri europei è rilanciata oggi anche dal Sole 24 Ore. In ogni caso la parola contratto la usò anche Berlusconi rivolgendosi agli italiani nel salotto di Bruno Vespa. Tutt'altro genere di contratto potrebbe invece firmare Matteo Renzi, un contratto con l'Europa da siglare nella sede del Consiglio europeo. È una delle ipotesi, e l'hanno riferito ieri fonti di governo, per cui Renzi può twittare quello che gli pare, ma de che non esiste, però le notizie vengono fuori da casa sua, cioè da fonti governative. Una delle ipotesi dunque è questa: stringere un vero e proprio patto, firmare un contratto con Bruxelles, con l'Unione Europea, con la Banca Centrale Europea, un contratto triennale per poter mettere nero su bianco le promesse di riforma chieste dall'Europa. Potrebbe essere la prima volta per l'Italia, è un precommissariamento o commissariamento di fatto sostanzialmente, è un passo in direzione troica, una mossa per mettere in chiaro una volta per tutte che l'Italia vuole rispettare gli impegni, eccetera, eccetera. 3 anni di contratto. Si tratterebbe di una sorta di cronoprogramma, forse per quello Renzi ha parlato di 1000 giorni, 3 anni di contratto con l'Europa per il prosieguo della legislatura, con scadenze fisse da rispettare riguardo alle riforme da attuare. Insomma, il contratto è una forma di sostanziale commissariamento, che se ne dica. Verrà venduto, state certi, se mai accadrà, come abbiamo ottenuto la flessibilità in cambio delle riforme, solo che lì c'è un contratto. Chi paga se il contratto non viene rispettato? Beh, chiaro, nel mondo delle slot machine abbiamo visto che paghiamo noi. Invece nel mondo dei contratti europei di questo genere, ma guarda un po', paghiamo sempre noi, i contribuenti, perché se non rispetti il contratto paghi più di quello che già paghi. Segnalo infine su Milano Finanza, a pagina 2, l'articolo di Guido Salerno Aletta, che con l'ex ragioniere generale dello Stato Monorchio fu uno dei primi autori a venire allo scoperto addirittura con un articolato, cioè una proposta di legge fatta articolo per articolo e fatta arrivare ai vari premier da Mario Monti in avanti per tagliare il debito. Sul taglia debito si rischia il caos, scrive oggi Salerno Aletta, si moltiplicano le proposte per un intervento del governo per ridurre in modo netto il debito pubblico, ma spuntano anche prese di posizione fuori luogo e prende sempre più piede il dibattito intorno a una misura shock del governo per tagliare il debito. Casomai ne riparleremo. Ma a proposito di Milano Finanza, c'è un altro servizio con uno di quei numeri che significano miliardi di dollari che fanno paura. Si tratta di 7.000, pensate un po', miliardi di dollari di liquidità, cioè di denaro fresco, freschissimo, quei 7.000 miliardi da scongelare. Negli anni della crisi i colossi del business hanno accumulato una montagna di cash, di soldi liquidi, di contanti. Ora i gestori dei fondi chiedono che venga utilizzata questa montagna di miliardi per gli investimenti. Ammonta a circa 7.000 miliardi di dollari la liquidità in mano
alle più grandi società mondiali. Se fosse messa in circolo potrebbe consolidare la ripresa. 7.000 miliardi di dollari sono 5.222 miliardi di euro. Una montagna di quattrini che se ne sta inutilizzata nei forzieri delle più grosse società del mondo e nei forzieri dei fondi di private equity, cioè quei fondi che investono nelle aziende. Prima o poi questa montagna di soldi dovrà essere utilizzata. Per dare un'idea della dimensione, il debito pubblico italiano è di 2.200 quasi miliardi di euro. Sui 5.222 miliardi di euro invece la liquidità delle grosse imprese, delle grosse società e dei fondi di private equity. A partire dallo scoppio della crisi finanziaria nel 2007, le società hanno cominciato ad accumulare liquidità parallelamente alla diminuzione degli investimenti. Se questa liquidità fosse messa in circolo sarebbe un bel investimento. Intanto, ultima notizia, sempre da Milano Finanza, in tema di economia, strettamente, il governo ha cambiato le regole per la cosiddetta golden share, cioè in pratica su alcune imprese di rilevanza, è il caso di Telecom Italia, infrastrutture come la rete telefonica e le reti di comunicazione, il governo aveva la cosiddetta golden share, l'azione d'oro, cioè la possibilità di dire la sua, quell'investitore mi piace, quell'altro no, cioè di salvaguardare in qualche modo ciò che è ritenuto strategico come la rete delle telecomunicazioni. Il governo ha cambiato le regole e ha reso meno blindata Telecom Italia e la sua rete, quella che decine di generazioni, decine no, però generazioni di contribuenti hanno pagato per costruire, che era la ricchezza fondamentale di Telecom Italia. Da venerdì scorso Telecom Italia e la sua rete telefonica non sono più coperti dalle mire degli operatori europei, ma soltanto da eventuali scalate di paesi extraeuropei. Il 15 agosto, infatti, proprio il giorno di Ferragosto, è entrato in vigore il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che individua i beni strategici del settore difesa coperti da quella che era un tempo la Golden Share, adesso si chiama Golden Power e il concetto è uguale, cioè i poteri antiscalata che hanno sostituito la vecchia Golden Share, adesso si chiamano Golden Power, ma il concetto è identico. Identificato un bene strategico, la rete del gas, la rete elettrica, la rete telefonica e altro naturalmente, il governo si riserva dei poteri per dire questo investitore può entrare, quell'altro no, possiamo vendere, non possiamo vendere, in base a quello che dovrebbe essere l'interesse strategico cosiddetto nazionale. La novità principale del provvedimento che è stato fatto entrare in vigore il giorno di Ferragosto, la novità principale rispetto al precedente decreto è che tra i beni protetti non ci sono più le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga. In poche parole, la famosa rete Telecom è molto meno blindata di prima. Il governo si riserva il potere di dire la sua soltanto nel caso che a volersi mangiare la rete della Telecom siano operatori di paesi extra Unione Europea. All'interno dell'Unione Europea la rete diventa contendibile, forse per favorire l'affare con Vivendi francese. Comunque ci voleva Renzi naturalmente per fare riforme di questo tipo, è stata iniziata da Draghi la storia, da Draghi, Ciampi, Amato con la vendita e la privatizzazione della Telecom, adesso abbiamo scoperto completamente anche i poteri di salvaguardia della rete. Ma del resto, per come è conciata, forse è meglio così.
Ci stiamo impegnando su questo tema. Il ministro ha anche ipotizzato l'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati alle 10 concessionarie delle macchinette dalla Procura della Corte dei Conti. Perché se li troviamo questi soldi facciamo a metà per la sicurezza e metà per la ricerca. Ve lo ricordate, no? Era un impegno solenne, noi nel nostro piccolo ci siamo anche molto spesi per essere vicini, per supportare, mi raccomando, con la prima U, la prima sillaba ha una U, per supportare l'iniziativa della ministra Cancellieri. Abbiamo fatto di tutto per essere vicini a questa intrepida ministra che praticamente sola all'interno di una compagine governativa a lei ostile ha cercato di recuperare i famosi 98 miliardi. Si è data da fare in tutti i modi. A proposito, dove è finita l'ex ministra Cancellieri? Avrà fatto il Ferragosto con ciò che rimane dei Ligresti o altrove? È al telefono, Giulio. In ogni caso la ministra Cancellieri ha avuto questo merito fondamentale di aver posto con vigore, e lo testimoniava anche la sua celeberrima risata, questo tema in Consiglio dei Ministri. Tant'è vero che le cose sono andate a finire così. Il braccio di ferro è durissimo e serpeggia un timore. A scrivere Marco Menduni, che fu il giornalista che insieme a Ferruccio Sansa per primo si occupò della questione dei 98 miliardi di euro. Ve la ricordate? La questione dei 98 miliardi di euro da pretendere da 10 società concessionarie di slot machine e giochi d'azzardo che non hanno rispettato i contratti firmati da loro liberamente con lo Stato italiano. La maxi sanzione ha portato nelle casse pubbliche solo 400 milioni, anzi adesso scatta la controffensiva. Il risultato netto c'è la forte probabilità che noi dobbiamo pure pagare. Non solo non si incassa quello che è dovuto e che sarebbe poi il minimo per quanto riguarda i cittadini, perché sono soldi nostri quelli lì, e i contratti che non vengono rispettati vanno sanzionati, tanto più che tu hai sottoscritto un contratto per gestire un affare piuttosto lucroso, che dà ampi margini di profitto, che è stato costantemente in crescita come fatturato fino ai quasi 90 e passa miliardi di euro di fatturato all'anno, la metà dei quali sono in riferimento proprio alle slot machine, 45 miliardi di fatturato annuo. Tasse molto basse, che se ne dica, perché c'è un'aliquota fiscale che tutti i cittadini vorrebbero avere, altro che flat tax, 11% di imposizione fiscale. Faremmo tutti la firma per avere la flat tax, cioè l'aliquota unica fiscale all'11%. Non pagano neanche le concessioni, perché questo pure risulta, cioè il corrispettivo per aver firmato il contratto con lo Stato che ti dà la licenza di esercitare in un affare lucroso con bassa tassazione. Lo Stato dice dammi 4 soldi, perché alla fine rispetto ai fatturati i canoni di concessione sono bassissimi e in tutti questi anni sono state prorogate le concessioni senza neanche far pagare niente alle società che avrebbero dovuto loro pagare 98 miliardi a noi. In ogni caso manco pagano il canone di concessione, tranquilli e sereni. E non è finita qui, perché rischiamo di pagare noi, visto che hanno fatto causa allo Stato. Una sola di queste società, la principale, quella che sui 98 miliardi ne doveva pagare circa un terzo, più di 32 miliardi di euro, la ex Atlantis Plus, ex Atlantis che è diventata B Plus, gioco legale adesso, chiede da sola allo Stato 530 milioni, che è più del totale di quello che lo Stato ha incassato facendo il maxi sconto sulla sanzione da 98 miliardi. La sanzione da 98 miliardi, in virtù degli interventi di tutti lor signori, da sinistra al centro a destra, è diventata 400 milioni di incasso. Se va in porto l'iniziativa della B+, la sola B+ ne porta a casa 530 di milioni, cioè più dei 400 che sono stati ricavati dal totale delle 10 società concessionarie e dalla iniziale sanzione di 98 miliardi. Il braccio di ferro dunque è molto duro, scrive oggi Marco Menduni sul Secolo XIX di Genova, e inizia a serpeggiare un timore. Il timore è che la vicenda della maxi multa da 98 miliardi alle società delle slot machine si concluda addirittura con il segno meno, con un saldo negativo per lo Stato. Cioè, invece di incassare 98 miliardi, li paghiamo questi signori che hanno stracciato i contratti sotto i piedi il giorno stesso che li hanno firmati. Iniziata nel 2007 con la contestazione da 98 miliardi alle 10 società concessionarie delle macchinette,
La vicenda ha portato in cassa finora soltanto 400 milioni. I giudici in primo grado hanno mitigato le pretese della Procura della Corte dei Conti e hanno condannato le società tutte insieme, tutte e 10, a pagare non più 98, ma 2 miliardi e mezzo. Poi è arrivata la sanatoria voluta dal governo Letta. Prima ancora però c'era il ministro Cancellieri, stava facendo di tutto per recuperare quei soldi. Poi purtroppo, anzi purtroppamente, Letta ha fatto la sanatoria voluta dal governo Letta per far cassa in fretta, per coprire il buco aperto dall'abolizione IMU sulla prima casa, preventivava 600 milioni di incassi, ma neanche i 600 milioni preventivati dal governo Letta sono arrivati nelle casse dello Stato. Due società hanno deciso di non approfittare del generoso maxi sconto e hanno affrontato il processo d'appello. Una di queste società è la B+, il nuovo nome della società Atlantis dei Corallo, la più importante delle concessionarie pubbliche, è quella condannata a pagare la multa maggiore, sebbene già ridotta, cioè 800 milioni. Ma B+ non si è fermata lì e adesso rilancia. I legali della società B+ hanno citato in giudizio il Ministero dell'Interno e il prefetto di Roma, chiedendo il risarcimento di quelli che, secondo B+, sono stati i danni aziendali subiti dalla B+ negli ultimi anni. Una richiesta monstre, mai è stato chiesto tanto al Ministro dell'Interno, 530 milioni di euro. Se la sanzione inizialmente contestata alle concessionarie del gioco, quella da 98 miliardi, era la più cospicua in tutta la storia dei processi contabili d'Italia, mai un ministero e un prefetto si sono visti destinatari di una richiesta di danni così elevata, 530 milioni. Cosa è avvenuto? Cerca di riassumere oggi sul secolo XIX Marco Menduni. Per ricostruire l'intera vicenda conviene partire dalle ultime tappe. Il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro ha commissariato la società B+, utilizzando una nuova norma inserita nel decreto pubblica amministrazione convertito in legge nei giorni scorsi. Commissario è stato nominato Vincenzo Suppa, generale della Guardia di Finanza in congedo. Il provvedimento ha avuto il via libera del ministro dell'Interno Alfano e del presidente dell'Autority Anticorruzione, il magistrato Raffaele Cantone. Quella norma del decreto pubblica amministrazione permette al prefetto di Roma, in questo caso, di intervenire da autorità se il titolare di una concessione pubblica si trovi sotto inchiesta. In questo caso per salvaguardare l'occupazione, perché a B+ lavorano circa 300 addetti, e il fiume di soldi che la concessionaria versa alle casse dell'erario all'anno, 960 milioni. Il titolare della B+, Francesco Corallo, ha minacciato di voler chiudere baracca e burattini nel caso di una condanna anche in secondo grado per la vicenda della maxi sanzione, che poi è diventata la mini sanzione. La Procura di Milano a luglio ha chiesto il rinvio a giudizio di Corallo per sospetti finanziamenti della Banca Popolare di Milano di Ponzellini. L'attività di B+ però è ancora da più tempo sotto sorveglianza, conseguenza di una interdittiva antimafia della stessa Prefettura di Roma che suggeriva la massima attenzione sulle attività di B+, società colpita da un'interdittiva antimafia che ha però ancora in vigore con lo Stato un rapporto contrattuale, per quanto il rapporto contrattuale fu violato fin dall'inizio. È il massimo, in questa storia qui c'è tutto, diciamo, non si può trovare di più. Per quanto riguarda le cose oscure, sporche e losche, non si può trovare di meglio. Una società colpita da interdittiva antimafia che ha pur sempre un regolare contratto con lo Stato italiano. Un ex magistrato della Corte dei Conti fu incaricato a suo tempo di stare con gli occhi aperti, visto che la società era colpita dall'interdittiva antimafia, ma il magistrato poi si è dimesso dicendo che non gli veniva data la possibilità di controllare alcunché. Negli ultimi mesi si è aggiunta una nuova grana. B+ non versa all'Agenzia delle Dogane gli 8 milioni e 700 mila euro che sono il canone di concessione per il secondo periodo del 2014 e ha anche interrotto i rapporti con Alfonso Rossi Brigante, capo dell'ufficio del controllore del prefetto di Roma, che ha scritto a Pecoraro: non sono più in grado di svolgere, neanche lui, le sue funzioni di controllo. Nuova mossa del prefetto, dunque, il commissariamento. Ma B+ ha reagito con durezza, scatenando una battaglia legale potentissima. L'8 ottobre il TAR del Lazio deciderà sulla richiesta di sospendere a tutti gli effetti l'interdittiva antimafia. Il 15 ottobre inizia il processo d'appello
per la sanzione da 800 milioni. Gli avvocati stanno affilando le armi. Uno studio legale inglese è pronto ad aprire un'avvertenza davanti all'Alta Corte di Londra, dove è registrato il marchio della società B+. Si prepara anche un'azione per trascinare l'Italia davanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, forte di un precedente, l'equity swap della Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli, che permise alla famiglia Agnelli di mantenere il controllo sulla Fiat. È lo stesso principio invocato anche da Berlusconi dopo la condanna a 4 anni per frode fiscale. Dopodiché l'attacco diretto di V+ allo Stato con la richiesta al Ministero dell'Interno e al prefetto di Roma di risarcimento per 530 milioni. Cioè, alla fine il rischio è che non solo il cittadino italiano e il contribuente non ha visto rientrare la cifra, che peraltro non era una cazzata, un'iperbole, una cosa calcolata così, per fare effetto, per andare sui giornali. 2 anni e mezzo di lavoro del gruppo guidato dal generale Rappetto. Un calcolo molto minuzioso sulla base di contratti, ripetiamo, liberamente sottoscritti tra società concessionarie dello Stato, private, e monopoli di Stato, cioè Ministero dell'Economia. 2 anni e mezzo di calcoli per arrivare a una maxi sanzione. La sanzione è elevata, mi spiace, hai voluto entrare in un business che muove decine di miliardi, che assicura profitti, e la sanzione è proporzionata al valore della posta in gioco, evidentemente, del fatturato, e soprattutto è derivata dai contratti che tu, società, hai liberamente firmato, nonostante tu poi risieda nelle isole delle Antille olandesi, dove andavano Gianfranco Fini, Amedeo La Boccetta e svariati altri esponenti dello stretto giro di Fini e compari. Tra l'altro, un uomo di Alleanza Nazionale, ha sempre avuto, quando ha governato il centrodestra, la delega ai giochi, il veronese Giorgetti. Comunque, al di là di questo, quella cifra lì era stata calcolata in maniera minuziosa sulla base di contratti vigenti. Non solo non si incamera la somma dovuta, 98 miliardi, che non è che sono proprio roba da buttare via, ma si rischia anche di rimettercene degli altri, sempre di tasca nostra, perché se va in porto l'iniziativa di richiesta danni sarà un'iniziativa di disturbo, probabilmente non andrà in porto, però non è detta la parola ultima, e può anche darsi che non solo non incassi 98 miliardi, ma devi pagarne altri 530 alla società che di suo ne doveva pagare 33 di miliardi, 530 milioni si rischiano di la richiesta danni. Non sarà quella alla fine, non ci arriveremo magari mai, però il rischio c'è. Si paga invece di incassare. Se la morale della favola, che non è tanto nuova, sentiamo la Cancellieri, ce l'hai ancora, Giulio? Le parole immortali della ministra Cancellieri. Ci stiamo impegnando su questo tema. Il ministro ha anche ipotizzato l'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati alle 10 concessionarie delle macchinette dalla Procura della Corte dei Conti. Perché se ritiriamo questi soldi facciamo a metà per la sicurezza e metà per la ricerca.
E abbiamo ascoltato di Chopin la mazurka opera 33 numero 3, suonata da Arthur Rubinstein. Prima abbiamo ascoltato la opera 33 numero 2. Ogni tanto attingiamo al grande repertorio di Arthur Rubinstein e agli splendidi, secondo me, pezzi di Chopin. A proposito invece di cose belle simpatiche, avete l'aspirapolvere troppo potente, l'Europa vi stacca la spina. Così titola La Stampa di Torino oggi, dando conto di un'iniziativa europea. Come già per le lampadine e per i ventilatori, sono stati messi al bando i modelli che consumano più energia. Tanto poi mica la paga il commissario europeo, la pago io, sarò libero di decidere cosa consumare. No, perché tra l'altro l'Europa, questa ve la dico in anteprima, ha anche scoperto che se i gatti mangiano troppo emettono emissioni nocive nell'ambiente, aumenta la CO2. Per cui verrà controllato che chiunque possieda un animale domestico dovrà dargli una quantità di cibo definita dalla Commissione europea. Sarà uno dei primi impegni della prossima Commissione Juncker per evitare l'emissione di gas nocivi nell'ambiente. Per cui il gatto, il cane, l'animale domestico dirà all'Europa quanto dovete dargli da mangiare, altrimenti siete fuori norma. E scatta il mandato di cattura europeo. Attenzione, dal 1° settembre è stata limitata la vendita di aspirapolveri troppo potenti. Gli apparecchi verdi, però, quelli che secondo l'Unione Europea sono quelli giusti perché consumano poco, sono ancora troppo costosi. Nel 2017 la potenza permessa sarà abbassata ancora, non dovrà superare i 900 watt. Non tutti i produttori sono pronti, qualcuno ha fatto ricorso ritenendo la novità penalizzante. E comunque, se non ci fosse l'Europa andrebbe inventata. A proposito di Europa, a pagina 10 di Italia Oggi c'è un articolo di Alessandro Ranucci che analizza il voto in Europa, giusto appunto, il voto, la partecipazione al voto dei cittadini europei. Aumenta la partecipazione solo nei paesi che non hanno l'euro, che non hanno la moneta unica. In assenza di partiti no euro, ci sarebbe stato un vero e proprio tracollo nell'affluenza al voto anche nei paesi dell'area euro. All'indomani del voto europeo, Bruxelles aveva detto che si era interrotto il trend discendente nella partecipazione al voto degli ultimi anni. Non era vero. I votanti sono passati dal 79 a oggi, dal 62% al 42%. I votanti all'interno di tutti i paesi aderenti all'Unione Europea come media. In nessun paese dell'Unione Europea però il crollo è stato come in Italia. Da noi l'affluenza alle urne rispetto al picco del 1979 è diminuita di ben 27 punti percentuali e se non ci fossero stati i partiti anti-euro o no euro, la partecipazione al voto sarebbe risultata molto molto più bassa anche nei paesi dell'Unione Europea. Quelli che invece sono i paesi che sono fuori dalla moneta unica sono i paesi dove la partecipazione al voto è più elevata. A proposito di Europa, ve lo segnalo solo rapidamente, c'è l'articolo di Pierluigi Magnaschi, in prima pagina su Italia Oggi, che recupera un bel pezzo di Curzio Malaparte, un reportage di Curzio Malaparte nel 1953, un viaggio in Germania, un viaggio inchiesta nella Germania del secondo dopoguerra. Una Germania che Curzio Malaparte diceva sarà destinata a dominare l'Europa, perché lì si lavora, cioè lui vedeva attività che fervevano ovunque e una volontà di risorgere dal dramma della guerra straordinaria. Era impressionato dal traffico di camion, dalle opere che si facevano, da ciò che veniva costruito Curzio Malaparte in questo suo reportage, al punto tale appunto che scriveva che la Germania nel giro di poco sarebbe diventata la padrona di un'Europa divisa, stremata dalle lotte politiche e sociali, dalla cattiva amministrazione, dalla fatale inerzia dei governi e dei popoli. Parole profetiche, quelle di Malaparte, scrive oggi Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Noi ci salutiamo qui, non la facciamo più lunga anche perché oggi ne abbiamo messe tante di bistecche al fuoco, per usare una simpaticissima, elegante e raffinata metafora. E ci ascoltiamo un altro bel pezzo, la mazurka opera 41 numero 1, anzi no, prima ancora c'è l'opera 33 numero 4, non possiamo non essere filologici in questo ascolto. Sempre Arthur Rubinstein, la mazurka di Chopin, dura 5-6 minuti e spero che possano condurvi in maniera proficua, lieta per i sensi e soprattutto per l'udito,
che è il canale d'accesso a tutte le altre meraviglie per quanto concerne la musica, fino alle ore 12. Buon pomeriggio a tutti.